di tutta la sua classe. Addirittura quando si è ritirato era maglia verde, come vedremo successivamente. Ed eccoci nella cronometro Venere-Porto Venere. Vince Knut Knudsen e Francesco Moser subisce un'altra sconfitta abbastanza pesante. Perde 38 secondi nei confronti di Saronni, che è secondo. Saronni corre questa cronometro Venere-Lerici-Porto Venere, per così dire, in difesa. Non punta tanto alla vittoria, che va appunto a Knudsen, ma cerca di fare ancora la corsa su Moser e ottiene nei confronti di Francesco Moser altri 38 secondi. Per cui, eccolo, Giuseppe Saronni, alla fine della tappa a cronometro di Porto Venere, il suo vantaggio in classifica generale nei confronti di Moser sale a 1 minuto e 40, ma a questo punto il suo avversario comincia a essere Knudsen, che è staccato di 18 secondi. Si profila appunto il pericolo del cosiddetto terzo incomodo.